Nel mirino il prosindaco di Treviso Giancarlo Gentilini, amatissimo dalla base, ora soprattutto dopo le ultime dichiarazioni in linea con quelle del Presidente della Repubblica Napolitano, in rotta con i vertici del partito. E da Verona intanto Tosi assicura: la polemica sulla Padania non mi appassiona. Vediamo. A Treviso non parla nessuno. Il segretario provinciale della Lega, Darè, invita tutti a lasciar perdere i giornalisti. E il sindaco Gobbo incolpa la stampa di buttare benzina sul fuoco. Fatto sta che l'incendio appiccato da Giancarlo Gentilini amplifica i tanti mal di pancia. Bossi a Venezia è tornato ad agitare il tema della secessione e da Treviso l'ex sindaco sceriffo ha liquidato sia la Padania sia la secessione, mentre da Verona Tosi ha detto che è meglio parlare d'altro, subito rimbrottato dal ministro Calderoli. Se il monolite leghista si incrina è difficile tenere a bada militanti ed elettorato che non capiscono più il sostegno al governo Berlusconi. Stasera nella sede trevigiana del Carroccio riunione con Gentilini sul banco degli imputati, ma anche chi l'ha già liquidato come un virus da debellare sa bene che sarebbe un azzardo cacciarlo dal partito. È una lotta di potere all'interno della Lega Nord, esclusivamente quello. E la cosiddetta secessione ci porterebbe ai margini dell'Europa ed è quindi una proposta irrealizzabile e ridicola, soprattutto in questo momento. Questa è una posizione politica e riteniamo e riaffermiamo che la Padania non esiste e l'Italia è unica e indivisibile. Parliamo ora della crisi economica, perché anche le storiche officine aeronavali di Venezia sono a rischio smantellamento. Alenia ha presentato infatti